Ancora un incidente mortale sul lavoro nel Veneto è accaduto stamane alle 7:30 nel Basso Vicentino a Barbarano Mossano in via Colombara. Un viticoltore di 62 anni è stato travolto e ucciso dal trattore. Secondo la prima ricostruzione sommaria, l'uomo stava lavorando in un vigneto, è sceso dal trattore lasciandolo su una pendenza e quando il mezzo si è mosso lo ha travolto e ucciso. Sul posto sono accorsi i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Un'ora dopo si è verificato l'ennesimo tamponamento a catena nel tratto maledetto sulla 4 tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Milano e si è sfiorata ancora la tragedia. 3 mezzi pesanti, 2 auto articolati adibiti al trasporto di materiale plastico e una bisarca si sono toccati e uno degli autisti è rimasto incastrato nella cabina schiacciata tra i 2 tir. Gli altri 2 conducenti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo della guida autonomamente. L'autista ferito è stato soccorso dai sanitari del 118. Inevitabili disagi per il traffico a causa della chiusura della carreggiata per consentire ai vigili del fuoco lo sgombero dei mezzi. La polizia di Chioggia invece ha scoperto a Cavanella d'Adige un box auto delle case popolari pieno di cavi di alta e media tensione usati per realizzare infrastrutture delle ferrovie. In totale sono stati posti sotto sequestro 118 kg di materiale, tra cui cavi di lega, rame acciaio di rilevante valore economico. Nell'ultimo periodo, infatti, erano stati denunciati numerosi episodi di furto ai danni dei cantieri in corso sulla tratta ferroviaria Rovigo-Chioggia per un totale di 100 metri lineari di rame sottratti alla ditta operante, con i conseguenti ritardi nella realizzazione di opere strategiche, nonché aumento dei costi per tutti gli utenti. Il materiale è stato sequestrato assieme ad uno scooter con telaio abraso e targa contraffatta, risultato rubato. La titolare del box, una donna di Chioggia di 42 anni, è stata denunciata.